In Sicilia il pomodoro viene coltivato da moltissimi anni, è stato importato ai tempi dal Centro America e poi dal nord Europa è sceso, lo usavano in Francia come pianta ornamentale e poi è stata portata qua in Sicilia come ortaggio. Nella zona di Cinisi si piantava un tipo di pomodoro chiamato pomodoro del Mulinazzo. Questo pomodoro veniva seminato nel mese di novembre, veniva messa una foglia di fighi d'India dal lato dove c'era il maestrale, poi già a maggio veniva raccolto. Questo era il primo pomodoro che entrava al mercato di Palermo. Poi ci fu l'avvento delle serre e tutto questo non aveva più senso, tutto questo lavoro. Quindi ormai siamo abituati ad avere il pomodoro tutto l'anno. Ovviamente il pomodoro estivo è sempre più buono perché ha più ore di luce, il sapore è più dolce. Le varietà sono ormai infinite, variano dal ciliegino al datterino al piccadilly a varietà di costoluto, pomodoro lungo, mezzo lungo. Ci sono varietà infinite. Io d'estate pianto solo pomodoro a terra, non faccio pomodoro con i sostegni perché è molto oneroso. Invece d'inverno in serra tramite dei sostegni pianto del pomodoro tipo mezzo lungo o a grappolo o il ciliegino. Negli ultimi anni abbiamo avuto un po' di problemi per il caldo estivo. Le piante si sono seccate proprio in piena produzione durante il periodo proprio che dovevamo raccogliere. Gli inverni sono un po' più miti rispetto agli altri anni e quindi favorisce un po' le piante di pomodoro che piantiamo d'inverno. Sono più lavorate rispetto a quelle estive perché ha una crescita più veloce dentro la serra e sono molto più sensibili al problema dell'umidità. Sapendo lavorare, aprire bene le finestre, chiudere nel momento giusto, crei quella ventilazione abbastanza da evitare questo problema. I risultati sono buoni e le soddisfazioni poi dei clienti quando se lo mangiano.